Sulle recenti critiche arrivate verso il comune di Agrigento circa l'allaccio alle fogne di fabbricati ritenuti abusive in zona Alpi, villaggio Peruzzo di San Leone, interviene oggi l'assessore Principato che con una sua nota informativa afferma come il completamento della rete fognaria di Viale Emporium e delle relative traverse non si sta provvedendo, come erroneamente paventato da alcuni, a un allaccio alla stessa di fabbricati insanabili, ma bensì alla collocazione di due nuove centrali di sollevamento in via Teti e in via Apollo, collegate con una presente alla condotta centrale di Viale Emporium, a cui si aggiungeranno dei pozzetti di ispezione su un collettore corrugato. Tiene a precisare, afferma l'assessore Principato, cosa si stia operando nella zona di Viale Emporium dal commissario straordinario, l'assessore ai lavori pubblici Gerlando Principato, prima che si verifichi ancora una volta la diffusione di comunicazioni fuorvianti o totalmente inesatte. E lo fa rispondendo a quei comunicati stampa troppo frettolosi inviati ai mezzi di informazione. Le risposte che si augura l'assessore Principato sono che possano in un futuro essere espressioni di un dialogo diretto e costruttivo e non tramite i media. I lavori attualmente in corso, afferma Principato, derivano da una richiesta di integrazione risalente a una conferenza di servizi nel lontano febbraio del 2016 dall'allora dirigente ingegnere Principato, che ha proposto di inserire nel progetto della rete fognaria in valutazione la zona a valle del Viale Emporium attualmente sprovvisto. Nelle successive conferenze di servizi, sulla base delle planimetrie e dei dati forniti dal settore quinto e dalla sovrintendenza di Agrigento, l'elaborazione cartografica derivata dal volo ATA 2008, nella quale viene rappresentata la situazione in atto di urbanizzazione antecedente e successiva al rilevo fotografico dell'ottobre del 68, sono state validate in dettaglio le traverse di Viale Emporium sprovviste di rete fognaria, come la via Teti, la via Apollo, la via Afrodite e il Parco Oliva, da servire con opere in argomento, ricadendo i bacini, prosegue l'assessore Principato, in area di cui al decreto Guimancini e specificatamente in zona A di inedificabilità assoluta. Si è rilevata la necessità di affrontare la problematica anche sotto l'aspetto giuridico-amministrativo, attraverso una ricognizione degli immobili ivi ricadenti per verificare quanti e quali siano stati edificati con regolare licenza, quanti e quali siano stati realizzati senza titolo e di questi quanti e quali siano stati realizzati in epoca antecedente o in epoca successiva alla data di efficacia della dichiarazione di inedificabilità assoluta. Le autorizzazioni di allaccio, ci tengo a precisare, conclude l'assessore, devono essere richieste e autorizzate dal Comune di Agrigento e da AICA nel rispetto dei pareri già rilasciati in osservanza agli immobili in cartografia del 1968.